sente? No? Si sente? Sì. Buonasera a tutti. Nel frattempo che il coro di Siniscola si sistema per fare un brano introduttivo, saluto tutti i presenti. Questa sarà una serata molto importante che spero dia il via a tante altre serate. Poi il mio intervento sarà un po' più approfondito dopo che il coro farà appunto il primo brano. Saluto tutti i cantori e in particolare il presidente Livia Rasponi. Quindi lascio non la parola ma la voce al coro e poi introdurremo il nostro tema dei costumi. Grazie. Bene, grazie al coro di Siniscola, molto bravi. Poi c'è un'acustica qui in questa piazzetta veramente meravigliosa. Allora, introduciamo stasera la presentazione del libro Costumenes. Porto i saluti da parte dell'amministrazione comunale, con grande soddisfazione da parte nostra per aver partecipato a questo importantissimo progetto. Perché è importante questo progetto? Nonostante sia ancora immaturo per diciamo così, le finalità che si vogliono raggiungere sia come comunità vittese sia come unione di comuni, ma è importante perché il progetto pone una prima pietra, si parte da una prima pietra culturale che vede la collaborazione dei comuni di un territorio collaborare per un unico scopo. Chiaramente non è la prima volta che succede, è già successo nella storia dell'unione dei comuni, però questo è un altro tassello che si aggiunge
Ed è importante evidenziarlo perché nel prossimo futuro tutti i comuni del nostro territorio dovranno necessariamente collaborare, perché tra i problemi dello spopolamento, che coinvolge tutti noi, chi più chi meno, e anche le nuove sfide che dovremo affrontare, come per esempio quella dell'Einstein Telescope, naturalmente necessita una collaborazione sinergica tra comuni. Questo è molto importante come obiettivo perché, come sappiamo, come capita in tutte le parti del mondo, molto spesso siamo divisi anche nei grandi progetti dai campanilismi. Ecco, quindi questo è un progetto molto importante che tenta di superare i campanilismi e di fare anche storia comune. Questo perché le nostre comunità, contrariamente a quanto si chiede, no? a quanto si pensa, scusate, all'interno dei confini delle proprie comunità, questi paesi erano tutti coinvolti e diciamo così, coinvolti in continui scambi di merci e anche di risorse umane. Per cui si parte da uno studio culturale per poi arrivare a progetti molto più grandi da fare insieme. Io saluto la curatrice dell'opera, Giuliana Pitalis, anche assessore alla cultura di Orune, nonché antropologo. Saluto poi Angelo Cano, referente dell'opera e funzionario dell'Unione dei Comuni, e il nostro amatissimo studioso delle tradizioni popolari di Bitti e dei costumi, Antonello Carzelli. Ecco, queste opere servono anche per valorizzare le nostre risorse umane locali, che altrimenti appunto si rischia che questo patrimonio che è stato conservato, approfondito nel tempo, poi cada nell'oblio. Quindi ripeto, questa è una prima pietra, speriamo che ci siano altre opere di questo tipo. Annuncio già che l'opera avrà una continuità tematica e che il secondo volume riguarderà la gioielleria, per cui il Comune di Bitti sicuramente parteciperà con grande entusiasmo. Bene, io ho finito, lascio la parola a Giuliana, poi seguirà Angelo e poi l'intervento di Antonello. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. Qualcuno di voi mi conosce già e sono veramente onorata di essere presente stasera. È il quarto appuntamento al quale appunto partecipo e vengo invitata, e poi perché sono 9 i comuni appunto che hanno aderito a questo progetto, compreso il mio appunto Orune. E quindi questo è un altro appuntamento e poi ne seguiranno anche altri. Volevo iniziare con leggere un breve testo che è stato fatto da me e da Angelo. La Sardegna è spesso dipinta come un bastione nel cuore del Mediterraneo, di tradizioni uniche e inestimabili, un'isola dove il tempo sembra scorrere seguendo ritmi antichi e solenni. In realtà essa non è altro che una delle tante facce di questa complessa umanità che si trova a vivere in bilico fra tradizione e innovazione, fra un mito passato e un confuso presente, alla ricerca di vecchie e nuove identità. Questo libro, frutto del patrocinio della Fondazione di Sardegna, dell'impegno dell'Unione dei Comuni e dei suoi 9 comuni, Bitti, Lodè, Lula, Unani, Osidda, Orune, Posada, Siniscola e Torpè, è un viaggio visivo e descrittivo attraverso l'eleganza e la complessità degli abiti tradizionali sardi. Con ogni pagina che si sfoglia il lettore è invitato a immergersi in un mondo di colori vivaci, tessuti pregiati e ornamenti raffinati, che insieme compongono il ricco mosaico dell'abbigliamento tradizionale sardo. Le fotografie dettagliate sono accompagnate da descrizioni approfondite che esplorano non solo le stoffe, i tagli e le decorazioni, ma anche il significato più profondo che questi elementi hanno rappresentato e che in parte ancora oggi rappresentano. L'opera mette in evidenza anche come la tendenza alla standardizzazione degli abiti sia un fenomeno di recente introduzione che contrasta con la varietà, il gusto personale e l'espressione di una propria individualità che hanno caratterizzato per secoli questi capolavori tessili. Un breve excursus storico-antropologico ci guiderà attraverso gli aspetti simbolici e sociali dell'abito, rivelando come ogni colore, ciascuna singola stoffa, tipo di ricamo e filo intrecciato sia portatore di un messaggio, di una storia, di un'identità.
L'attenzione alla lingua sarda, curata dall'Ufficio della Lingua Sarda dell'Unione dei Comuni, riflette infine la dedizione e il rispetto per la cultura isolana, assicurando che ogni termine sia impregnato di precisione semantica ed indagine etimologica. Questo lavoro, che ha richiesto la collaborazione di numerosi esperti locali, è un tributo alla bellezza, all'unità e contemporaneamente alle diversità culturali della Sardegna. Una celebrazione collettiva che si spera possa ispirare, informare e appassionare le generazioni presenti e future. Benvenuti quindi in un viaggio attraverso il tempo, l'intreccio e il significato, dove ogni abito è una pagina della storia sarda, un racconto, e proprio il caso di dirlo, tessuto con maestria e amore. Quindi penso che questo racchiuda veramente tutto ciò che è questa piccola opera, perché naturalmente, come dicevamo prima anche con Mario, questa è veramente solo una piccola parte. Antonello è l'esperto appunto che ha lavorato per Vitti, ha fatto un grandissimo e importante lavoro, però credetemi che c'è veramente tanto da dire, e quindi questo veramente è solo l'inizio. Speriamo insomma che ci sia un proseguo per quanto riguarda appunto Vitti ma anche altri paesi. Allora, volevo dire che come ho detto prima, quest'opera all'interno poi Mario vi spiegherà, ecco, sono state fatte veramente pochissime copie, quindi ogni comune ha ricevuto 40 copie, però ci sarà la possibilità sicuramente di stamparne altre, anche per chi appunto volesse averlo come tesoro nella propria casa. All'interno troverete una serie di immagini fotografiche con la descrizione di ogni singolo pezzo. Ci sarà un'introduzione generale e poi la descrizione di ogni pezzo. Naturalmente, siccome appunto 9 erano i comuni e ahimè, faccio l'esempio adesso di Biti, Antonello ha portato tantissimo, credetemi, aveva valigie del pezzo del costume, altri comuni invece hanno avuto difficoltà. Quindi abbiamo dovuto giustamente cercare di tenere uno standard che è giusto per tutti. Quindi adesso non mi ricordo quante pagine siano, 8 per ogni paese, altrimenti sicuramente Bitti ne avrebbe avute molte di più, anche come immagini, ecco. Quindi c'è una parte anche sulla gioielleria, anche se col secondo finanziamento che ha ottenuto appunto l'Unione dei Comuni, e poi ogni comune ha partecipato e parteciperà anche per quanto riguarda la gioielleria con un piccolo contributo. Si proseguirà appunto con lo studio nello specifico anche per quanto riguarda ecco, la parte apotropaica del gioiello, e quindi ci sarà una ricerca appunto più approfondita. Sappiamo bene ecco, che i gioielli sono parte integrante del corredo appunto dell'abbigliamento tradizionale, e quindi è giusto che anche loro abbiano la loro importanza, il loro rilievo. Io penso di aver detto tutto, io dovevo giusto illustrare. Ringrazio Giorgio Rusta che stasera non è presente, però l'idea appunto progettuale è sua e quindi mi avrebbe fatto piacere salutarlo, però insomma non è qui stasera per altri impegni. Passo la parola ad Angelo, che è appunto funzionario dell'Unione dei Comuni, e vi spiegherà meglio tutto. Lui parlerà in sardo, io non ho parlato in urunese, la mia scompresa su Martesi. Grazie. Tutto canto, cioè appena cantato, io la prima cosa che ha questo è un ringraziamento a chi ha organizzato questa giornata di cultura e dunque a Mario come amministrazione che è arrivato in questo sindaco e Francesco in conto questa cooperativa stellare. Comincio questa lega, si chiede questa lega che ha cominciato Mario, che
quando ha parlato dell'unione dei comuni e del commento questo trivaglio ha unito questo territorio. Quando vediamo a forze dell'unione dei comuni, che questo trivaglio ha fatto l'unione dei comuni, non è tanto l'idea dell'unione dei comuni come ente, ma è proprio l'idea dell'unione di noi comuni, di noi comunità che sono poste a paresi a trivagliare. E l'ha commentato Giuliana, a parte di questo trivaglio da un'idea progettuale di Giorgio Rusta, che trivagliava che noi in unione, la musichita poi posta a correre, io e Gianfranco Midorisi, che doveva essere di nuovo questo zero non vi può venire, e buon mandata a saluto, ma chiedete perdono, perché non stiamo che in noisi. E quest'opera ha cominciato a porre sul primo spasso in Giuliana, che ha posto in pare noi referente locale, e questo noi referente locale poi si sono appoggiati a uno dei che indichi, che non dei più collaboratori in Cataida. A che si conto sono da scritto che manca persone che hanno trivagliato per questo libro. Forse è la prima volta che capita una cosa gai, che manca persone trivagliano provare tutto impare un libro in questo territorio. E torno a narrare il concetto dell'unione dei comuni, come Mario tocca ad entrare in quest'ottica, in questa idea. Che se pensiamo, siamo in questo momento in IFI è parte e su parte di Pilora. Sono batos comunes, IFI lo de, Torpe e Pasata. Siamo in intro di una unione dei comunes che è come ente e siamo noi comuni, che sono battuti da su parte, si finalmente di scuole, Dugula, Onanie, Orune e Usito. Ma siamo finza in intro di una riserva di biosfera. Il testo sta riservato di biosfera è un riconoscimento che l'UNESCO ha dato a 7 comuni e dunque a questo noi comune dell'Unione si può anche fatto sotto e tanto forse di essere esumamento di entrare a bere in un'ottica che apporta almeno a fare un passo ai secoli e stare paresi in altri secoli comuni o no altro sotto per l'Unione e non magari a fare un passo da innantisi e non giocare a Sasola che stiamo piccando da innantisi l'idea del campanilismo come te l'ha spiegato bene da Tanto Mario questo risonante che a porta siamo davvero legati a un'idea di cultura iperlocalistica e non dimentichiamo che siamo in un territorio che poteva offrire parecchie cose che magari sei da nostra non tenete ma che la tenete sei da Costanza e a borda di stare fatto a questa peculiarità, a queste particolarità non sa che perdere davvero sull'idea di tutto che abbiamo sul territorio e a indire questo è stata una storia un po' lunga, ma da perdonare, ma come va a entrare di più in questa lega che si è presentata sul libro. Invece si è presentata sul libro, ma può andare di solito, c'è stata una volta che vai dato che si è basata, come si è intrizzita si è basata in conto del costume e come su costume si è intrizzito che si è basata. Casi querimo comprendere, di narrare una parola, mai questa cosa è nata in questa maniera, tocca descrivere e conoscere la lingua sarda. Oggi invece ha toccare un arreglio, mi chiesto, un po' giuridico, ma che ha molto visto, si è stata presentata è un tema meta sentito e che apporta tenendo per questa idea confusa in conto di questa idea di questo concetto e di questa parola che ha montato come che è questa tradizione e ma da perdonare ma ha scritto due cose che non chiedo a dire cioè siccome sta a parlare di questo concetto antropologico di questa tradizione qualche cosa me la potevi scrivere però che non la perda poi di cammino e tanto
comincia a narrare che in antropologia l'idea della tradizione a non essere che si assume su mondo de praticas, scrivos, contos, símbolos, valores che sono prima di tutto trasmessi da una leva a un'altra, da una generazione a un'altra in intro di una comunità. Questa comunità potrebbe essere una comunità minore, una vita, potrebbe essere una comunità più umana come potrebbe essere una città, ma potrebbe essere una comunità nazionale come potrebbe essere la comunità sarda. E tutti questi elementi che abbiamo montuato mutano sia in suo tempo, ma tornano la visione che praticamente questa comunità tiene di suo mondo. Al stesso tempo mostra la visione della condizione materiale, culturale e storica di questa comunità tantissima. In antropologia si narra che gli aspetti fondamentali di questa tradizione sono battono. Il primo è il dinamismo, di essere che questa tradizione non è mai statica, non è mai firma, ma mutata sempre. Es adatta a forma esos cambiamentos culturales, históricos e sociales que permite una comunità. La seconda sta appunto la comunità. La tradizione è partita da un gruppo, cioè la riconoscono in tutto campo, un gruppo riconosce questa tradizione. Questa tradizione deve dare un contributo, deve contribuire a fortire l'identità collettivamente. Due tre è la memoria collettiva. La tradizione è in maniera strinta legata alla memoria, sentita e aumentata bene questi due concetti che possono andare come, che ha un aumento selettivo e che ha un ebraico narrativo del suo tempo scolato. Un aumento selettivo e un ebraico narrativo del suo tempo scolato. Due battono è l'interrelazione che tiene la tradizione e l'innovazione. La tradizione non è mai l'opposto questa innovazione. Non possiamo pensare a questa tradizione come qualcosa di firmo, di statico. Come questa innovazione non è mai qualcosa che muta sempre. La tradizione ha un piccata su connoto, lo torna ad adattare con forma a suo bisogno di tenere. E proprio se si comprende questo, ho pensato che per esempio in baronia è meta inteso Sant'Antonio Suoco. Sant'Antonio Suoco, una delle parti centrali di questa tradizione, sono i carros anticamente che caevano a Frascasa, a questa piazza. Come non è che lo ha che ne chi sono carros, lo ha che ne chi sono stratori. Ma non è che è scambiato il medio, ha scambiato la sostanza. Tocca da tenere conto di questo. Come ha provato un biotecolo, che in conto su questo sono gli aspetti fondamentali di questa tradizione, ha pensato, e se noi questo aspetto proviamo a spiegare in conto di questo regno, di questi costumi nei tendessiti. Proviamo. In conto del dinamismo su costume che questa tradizione non è mai statico, muta da sempre e sarà da con forma a scambiamento di suo tempo, questa cultura, con forma su scambiamento vinto del suo tessuto, del suo mutamento che bisogna in conto di storia e che si tiene. Ma bada vinto lo scambiamento, bisogna legare prima che la persona che è stupitante mantessi questo costume. Vamos a vivere un denaro. Usate questa comunità. Il costume, mascamente a cominciare dai anni 60, ha cominciato a essere standardizzato, cosa che prima non fitica è fatta in maniera selettiva, come è capitato dai anni 60. E questo è capitato che ha montato la funzione sua. Se prima avete un stile che mi ha posto pro sacoglio, pro narrare, dai anni 60 in poi ha cominciato a essere standardizzato per una funzione più folcloristica, ma vinta legata al turismo
e Vinzas ha mutato la funzione di su costume dell'antica. Se prima avevi un stile vero e proprio, a cominciare da un certo punto poi non fitti si stile di piano che uno si poneva da prossa est o pro, ma è diventato un simbolo di un'identità collettiva. Chi vorsi prima, ma rotorsi, sì, non tenia questa funzione. Dite una funzione magari prusa identitaria de sé, ed questa funzione che si tenia per mostrare la classe sociale che si rappresentava. Già per un punto è questo questa memoria collettiva e già in che cominciamo a entrare in problematica. Caso costume è che questa tradizione è non è ristretta monnato legata a questa memoria, si indica che è un ammento selettivo, no? Questa due cose, che è un ammento selettivo e che è un ebraico narrativo di sistema scolato. Pro narrare, dai Paco Battissito a campo su come sono mutata a si scarpa, no? Che vinta a assumille a viene di somille uticantoso, si scarpa che poniamo a femmina, a stivaletto, o vittoriano. A partire da un certo punto, praticamente non finì più questa scarpa, ma viene questa passata di Galucomo e di Mosa. Fu forma sa moda ponía una violenza. Poi giuncatore, lo spiloso e di spizzatura. Inizia no che dai Paco non si è scapitato di battersi a campo un arreglio. No? E badenarres che borsi si vince a somiglia a noi so giuncatore tenia da funzioni differenti, una vita sicuramente questo dessa veletta, no? Di culturare fino non sei arrivato su sole a cara, ma un'altra vita legata comunque a una funzione naramoso che Zaimina dobbiamo mostrare e dici in conto di etica, cioè Zaimina dobbiamo mostrare un'etica, un pudore, una modestia chi sul tempo si è scambiato. Tant'è vero che poi, se usano il 40 e chi manta, il giuncatore ha cominciato a sarziare e a mostrare vinzas di che tipo di pilos tenia. Tant'è vero che tenia una barca cartonese che pone in evidenza lo spilor de oro, lo spilor delicato e diventa un altro valore. Ma con forma di valore, se stiamo spiegando la moda, comincia a cambiare vinzas come teni posti sul giuncatore. E questo è un buon lezzo che va bene del costume se anche delle ricostruzioni storiche per mezzo di interviste se di ammento questa gente tocca avere lo sconto che su chi antropologia si narra la protomemoria che sta narrando la memoria questa abitudine chi su come questa gente ha che su chi si ammenta e chi non spica da pensare chi su chi nos ammentiamo noi cada uno di noi este la parte identitaria. E tanto capita da chi gente, chi seste con gli attacchi, seste che sono 1950, non riconosca come ente identitaria sa este dei dini euticentos, ma riconosca come ente identitaria sa chi tenete cada uno di essos. L'ultimo punto este naramos vinzas custi che a suoi due potete creare parizza sa polemica ska se noi pensiamo che su costume che questa tradizione non è supposto questa innovazione, ma sempre cerca di acquisire elementi noso che sono post assimilati e tornati a interpretare. Questa è una lega che questa via potete avere una digamos spot scolare tutto esagerato di gusto e che noi si battesse sul tempo in via Piaghi di a legare, no? Che non che questa è una studiosa che il Veneto non sa cattare che ha vaitato noi mi poda ti presento nessi e che ha fatto uno studio di come di avere rubata falsi miti, no? In conto dessa
identità, questa tradizione e la sentire. E a bordo vinzas in conto de come pensamo che sia una parte forte dell'identità nostra. L'ultima cosa che posso narrare, cercando di essere tanto più all'estero possibile, è posso vai dare una cosa che mi è capitato su 1998, che ha un esame di etnologia e a un certo punto dentro di questo esame si va a dare per esempio di questo di un autore che è un storico che è connoto per aver scritto un libro che si narra il secolo breve, che si narra Eric Hobsbawm, e a un certo punto ha scritto, siccome questa esperienza si scrittore, a un certo punto ha scritto un libro nel 1983 che si narra l'invenzione della tradizione. E questo libro narramos pare incarcato, questo per me è stato illuminante di narrare sos italianos, che mi ha fatto porre a pensare quanto davvero in questa noi vada a fare queste cose che pensiamo che siano identitarie, che siano tradizionali e che invece poi a Savino non è strutturale. Come l'hai fatto con Giuliano mi è capitato di accattare una locandina dove si va data una pubblicità di su carrasecare tradizionale. Lo conoscete tutti il carrasecare tradizionale? Lampada, no, ma poi la cosa bella è che a un certo punto vi dite durante la manifestazione verranno degustati tradizionali panini con salsiccia. Bene, ormai teniamo questo concetto di tradizione che è e tanto questo tocca a narrare chi in questo mi l'ha iscritto proprio per comprendere bene che l'invento di questa tradizione serve a descrivere il processo promedio di scala del gruppo sociale e crea una pratica nuova o simbolo nuovo, ma presentandolo come antico o tradizionale. Questo concetto sottolinea che vince sicuramente una scanta tradizione che viene presentata come mutabile e refinata sul tempo scolato, siano in realtà ebraicos o recentes assistiso create in maniera deliberata per fare, ha scritto per fare bisogni politico, sociali e culturali. L'obiettivo potrebbe essere il consolidamento dell'identità nazionale, la legittimazione dell'autorità o il rafforzamento della coesione sociale. Sempre Hobsbawm narra che le caratteristiche principali di queste tradizioni sono inventate sono la ripetitività e la ritualità, e stanno che le tradizioni si appoggiano sopra pratica simbolica ripetita che trasmettono valore e norme e continuità sul tempo scolato. L'altra caratteristica è il legame che sostiene sul tempo scolato. Si deve evocare un legame di una storia gloriosa, non può essere una storia che conta qualche cosa del mese, lassù. E tanto usata questa funzione sociale e politica, servono a freccare l'identità collettiva e a fortire il controllo sociale. Un esempio che si ha è su kilt scozzese. Quando noi pensiamo su scozzese, lo pensiamo sempre vestito su kilt. E bastamente che è una mudanza ma il davvero gai uno ha fatto un studio e poi si a campo chi è stato su 1800 l'ha fatto polare da su 1500 come ha fatto su Yoko per ponere a paragone questa tradizione il suo costume di essere bello di essere costumantessi a regno di questa invenzione inventata in questo dei suoi costumi. Magicamente penso che hai dato meta. Sì, una cosa. Sotto la presentazione, in 3 minuti, si sta solo. Questo zero mi la sentito. Grazie. Come parlato del tuttore, non so che ascoltare un altro tanto.
Buonasera a tutti. Vi ringrazio per essere qua stasera. Questa è veramente per la presentazione. Non si intende. Ma sto cercando di... Sì, accendo. Dicevo, ringrazio tutti voi per essere qui presenti. L'anno scorso, quando sono stato cercato dal nostro comune per fare il referente di questo progetto per rappresentare la nostra comunità, ho accolto questa possibilità con grande entusiasmo, perché mi sembrava importante poter dare al nostro paese la possibilità di far conoscere il nostro vestiario tradizionale in maniera più approfondita, con gli aneddoti, tutte le storie che sono legate, che noi magari a livello locale sappiamo e che fuori però non si conosce. L'abito, diciamo, viene conosciuto magari nelle manifestazioni folcloristiche, una cosa più o meno statica, visiva, però non si sanno tutte le dinamiche che lo hanno portato ad essere nella maniera in cui oggi lo conosciamo. Il nostro abito tradizionale è l'esito di una graduale e progressiva trasformazione che è andata avanti per tutto il XIX secolo e parte del XX secolo. Considerate che il vestiario tradizionale è stato utilizzato normalmente dalle persone che vestivano alla sarda, tipo la signora qui davanti, come abito da sposa sino agli anni 70 inoltrati, quindi era proprio un abito vivo che è stato utilizzato senza dover essere stato mai abbandonato. Questa continuità ha portato quindi ad una progressiva trasformazione e soprattutto ad un grande arricchimento. Sono molto differenti le fogge ottocentesche rispetto a quelle che noi siamo abituati a conoscere oggi come nostro abito identitario. Normalmente se si dovesse presentare una tipologia ottocentesca e invece la tipologia che abbiamo qui di spalle ad un forestiero, sono sicuro che riconoscerebbe subito questo abito come abito di Bitti, ma l'altro non lo riconoscerebbe. E questo probabilmente succede anche nel nostro ambito paesano. Quindi dicevo, praticamente molte sono state le dinamiche che hanno contribuito a questo cambiamento. In primis sono state, diciamo, anche delle situazioni particolari dovute anche, per esempio, ad una legge che nel 1820 venne emanata, la legge delle chiudende. La legge delle chiudende praticamente venne emanata per far sì che si eliminasse la proprietà collettiva, diciamo la proprietà feudale, e istituire la proprietà privata. Quindi si ebbe a quel punto un cambiamento della società locale
facendo sì che nascesse una sorta di media borghesia locale. Praticamente le donne di queste famiglie abbienti che riuscirono a recintare i terreni, quindi a diventare proprietari privati, iniziarono ad avere la consapevolezza di volersi distinguere, cioè a distinguersi dal resto della restante popolazione, e questo iniziarono ad ostentare questa, diversità, questo volersi distinguere, introducendo in paese numerose tipologie di stoffe che sino ad allora non erano state mai utilizzate. Il motivo anche del fatto dell'arrivo di queste nuove stoffe è legato anche a delle dinamiche che sono arrivate da fuori. Per esempio nell'Ottocento c'è stato un cambiamento totale dal punto di vista dei tessuti, della tessitura delle stoffe, in seguito alla rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale ha portato ad un abbassamento dei costi delle stoffe, in particolare della setta, che era la stoffa più utilizzata, e perciò dando la possibilità a più parti della popolazione di poter utilizzare stoffe pregiate che prima invece erano prerogativa solo del clero o della nobiltà. Quindi le donne vittesi iniziarono ad entrare nella mentalità di questa nuova acquisizione, diciamo, moderna, così, e infatti a Vitti iniziarono ad aprirsi numerosi negozi di tessuti. Tanti empori, verso la fine dell'Ottocento a Vitti c'erano circa 20-25 negozi che vendevano stoffe di tessuti che servivano per il confezionamento del vestiario tradizionale. E questo perché Vitti era inoltre il mandamento, era la sede, diciamo, centrale di tutta la zona. Il mandamento, non so se sapete, è una divisione giuridica che è praticamente la divisione delle province, una sorta di subdivisione, e a capo di questo mandamento c'era in genere una pretura, quindi era una sorta di amministrazione giuridica. E a Vitti c'era la pretura, quindi tutto il circondario, oltre ad altre situazioni, diciamo, economiche e sociali, faceva capo a Vitti anche per questo motivo. Quindi, cioè, i negozianti di Vitti naturalmente potevano anche usufruire di questo bacino di utenza che arrivava da tutto il circondario. Inoltre a Vitti esistevano numerosissime maestranze. Le maestranze vittese altro non erano se non una casta di donne imparentate tutte tra di loro, che raramente trasmettevano, diciamo, i loro segreti, cioè solo tra di loro. Infatti se voi controllate anche abiti cuciti a distanza di 20 anni da due persone diverse, è strano che abbiano gli stessi particolari, le stesse caratteristiche, anche gli stessi punti quasi quasi, nonostante le mani fossero diverse. Sì, e questo per, scusate che devo un so l'evoluzione naturalmente fa sempre il suo gioco. Dicevo, quindi praticamente queste maestranze portavano avanti delle regole ferree che venivano trasmesse sempre tra di loro. Infatti gli abiti venivano più o meno sempre trasmessi con la stessa forma, le stesse caratteristiche, le stesse particolarità. Poi naturalmente gli arricchimenti, in seguito a tutte queste dinamiche di cui si parlava, ognuna poi cercava di abbellirlo, arricchirlo a modo suo. Praticamente arrivarono a Vitti numerosissime stoffe che arrivavano in genere dalla Francia. Per esempio dalla Francia arrivarono Sarvetta. La Sarvetta sono dei galloni floreali, in Francia vengono chiamati les rubans, venivano utilizzati in passato dalla nobiltà, in genere li usavano magari le signore come fiocchi per legare i capelli oppure per abbellire gli abiti. Poi invece con l'abbassamento dei costi vennero diffuse in tutta l'Europa e quindi arrivarono anche in Sardegna. In genere qui arrivarono tramite il passaggio dei piemontesi, dei genovesi, che ancora avevano numerosi legami con la nostra isola. E poi arrivarono scialletti che arrivarono sia dalla Spagna che dalla Francia, scialli di seta che arrivavano dalla Savoia, scialli invece di lana che arrivavano dalle Filippine. E questo perché questi scialli in genere arrivavano dalle Filippine, però dovevano proseguire il loro viaggio per arrivare in Spagna, quindi magari una parte veniva fermata, diciamo, dai commercianti per diffonderli nell'isola, in genere tramite la tappa che le navi che arrivavano dalle Filippine facevano a Cagliari. Le Filippine perché erano una colonia della Spagna sino alla fine degli anni 90 e quindi la manovalanza filippina produceva degli scialli che ancora oggi in Spagna si usano,
che sono quegli scialli che normalmente vediamo anche per il flamenco, cioè neri di Tiberi camati con dei cami floreali. Questi qua vennero diffusi anche in tutta la Sardegna, in molti paesi questi divennero il copricapo del vestiario tradizionale. Per esempio abbiamo Siniscola qui presente, in passato a Siniscola ci sono numerosi elementi anche originali rimasti e questi scialletti venivano utilizzati anche a Siniscola e per esempio da questo scialle è nato lo scialle di Oliena, lo scialle di Dorgali e anche abiti questi scialli in quel periodo venivano utilizzati. Però Viti, oltre ad avere anche questa tendenza diciamo al cambiamento, all'arricchimento, c'era anche la possibilità economica, quindi le vitesi mai volevano essere uguali alle altre e cercavano sempre spesso di distinguersi. Per esempio un abito ereditato da una nonna, indossato poi da una madre, da una figlia, mai era uguale, veniva sempre rielaborato in vitesi sino a lumo vernare, quindi almeno una fascia, 2 fasce, 3 fasce venivano aggiunte nel passaggio tra madre e figlia e quindi questo ha portato nel corso di almeno di 50-70 anni ad arrivare a questo arricchimento totale dove le gonne con la struttura in orbace venivano completamente coperte da tutte queste stoffe preziose di cui sto parlando. Questo che vediamo qua è una in vitesi nata decrasse. Decrasse significa un abito che praticamente rappresenta il massimo di tutto il suo abbellimento in tutte le sue parti. Nella gonna, nei corpetti. I corpetti vitesi sono double face, come sappiamo, abbelliti sia esternamente che internamente. Quindi una decrasse è elaborata in tutte le sue parti, sia esternamente che internamente. Invece l'altro che per esempio c'è nelle slide e Snaeste, no, dopo questo qua, No, ancora dopo. questo gioielli, dopo, no ancora, no, c'è un altro abito femminile che invece è un abito de mesucrassi si chiamava, perché nonostante avesse tutte le tipologie, tutte le stoffe pregiati uguali a questo di classe, non aveva però la gonna particolarmente arricchita come quelle di classe. La tendenza che avevano le mamme quando andavano a ordinare un abito per le loro figlie che si dovevano sposare, la prima cosa che dicevano a Sarmastra era che non si bida all'ana ai suresi, cioè praticamente l'orbace doveva completamente sparire, doveva essere abbellito da setta, velluti e stoffe preziose, quindi questo che non si bida all'ana era la richiesta più attuale, diciamo, che le mamme facevano a Sarmastra. No, non è questo l'abito di Mesutrasse. E ancora un altro. No. Questo qua è un abito di mesuclasse. Come vedete, le balze sono sì alte, ma non come quelle precedenti che coprivano quasi nella totalità l'orbace della gonna. Anche i corpetti, anche questi sono tutti e due double face, definiti esternamente e internamente. Per esempio, questo curritu è indossato dalla parte che a Viti si chiama alavona. Quello invece del manichino precedente è indossato, girato al rovescio e in vitese si chiama ala di Sifacche. Sifacche significa come dire alla mala, che poi alla mala non è, visto che è talmente definito più del salamone in pratica. Quest'abito invece è un abito che veniva utilizzato come una este portaiola. Vi posso raccontare anche la storia di quest'abito. Quest'abito è appartenuto ad una persona che è morta di spagnola negli anni 20. Il suo abito di gala le fu messo, diciamo, a cimitero, cioè le fu fatto indossare per il viaggio, per la bara. Questo invece rimase in paese e quasi quasi nessuno chi lo possedeva lo voleva mai mostrare, perché magari ricordava la storia che aveva quest'abito. È capitato un giorno che me ne parlassero e poi insomma sono riuscito in pratica a farmelo dare e adesso ce l'ho io. Quest'abito praticamente è di una persona che si chiamava Zurunna, qualche parente magari riesce a sapere chi è, e lei era sposata con un bambino, quindi cioè di una persona di una certa classe sociale molto elevata, e quindi aveva un abito di gala come abito da matrimonio, che è quello che le è stato messo nella bara. Quando scoppiò la prima guerra mondiale, lei era sposata con questo signore bambino e aveva una figlia. Il marito quindi venne richiamato in guerra e quando lui tornò dalla guerra, lui si salvò, però trovò la casa chiusa definitivamente perché sia la moglie che la figlia erano morti di
mi emoziono penso, racconto questa storia, scusa. Sì, praticamente a Abiti esistono numerose tipologie di abiti. Nel libro non abbiamo potuto, come stava dicendo Giuliana, mettere tutte le varie tipologie, ci siamo fermati solo a quelli di gala, quelli particolari, quelli più riconosciuti, però abiti esistono anche abiti che venivano utilizzati solo la domenica, tipo gianchetta vernizzato. Tutte le persone in genere che avevano questa tipologia di abito avevano anche gianchetta di vernizzato. La giacchetta di vernizzato è una sorta di giubbino in velluto in terziopelo. Il terziopelo è la stoffa più utilizzata a Abiti, poi non ne parlo, che veniva utilizzata la domenica utilizzando il corpetto di quest'abito, che in vitello si chiama solo fatto, e poi al posto della camicia si utilizzava una sorta di pettorina che copriva solo il petto perché le maniche della camicia non ci stavano, essendo molto attillato, quindi questa camicia corrisponde solo, diciamo, copre solo il petto. E si utilizzava a volte anche con la gonna plissettata di lana normalmente, come una sorta, veniva utilizzato come una sorta di blusa, posto di una blusa per andare in chiesa si utilizzava questa tipologia. Quindi le stoffe, dicevo prima, erano stoffe che arrivavano sempre dall'estero. La stoffa più rinomata e quella più ambita da tutte le donne bitesi era il velluto di setta, che normalmente in tutta la Sardegna viene chiamato terziopelo, ma a Abiti viene chiamato vernizzato, veniva chiamato velluto vernizzato, che significa verniciato, perché è talmente lucida la tessitura che dà l'idea di essere verniciato, e quindi magari probabilmente in gergo qualcuno ha iniziato a dire pare vernizzato, e da lì il nome è rimasto per identificare il terziopelo che noi chiamiamo appunto vernizzato. Il vernizzato arrivava dalla Germania, sono sicuro perché ho avuto il possesso, diciamo, delle foglie di accompagnamento del negozio Viale di Sassari, che era l'intermediario che dalla Germania faceva arrivare questa stoffa in Sardegna. Poi tramite Viale veniva distribuita in tutti i paesi dove più veniva utilizzata. Questo succede anche ora, col terziopelo attuale. Viale è ancora il referente, diciamo, per questo velluto. Il velluto veniva prodotto in Germania e quindi era molto alto il suo costo, e quindi solo le persone che avevano una certa disponibilità economica ne potevano usufruire. La disputa qui a Abiti era quella di averne alte e balze nelle gonne soprattutto. Addirittura esistono delle foto dove ci sono persone che hanno l'altezza completa del terziopelo nella gonna. Poi vabbè, questa moda, diciamo, fu una solo iniziale, quindi per poter dire che si aveva la possibilità di comprarla. Poi naturalmente non era molto bella, probabilmente questa cosa rimaneva un po' pacchiana, quindi si scelse la via di abbassare un po' le balze, come vediamo in quello precedente, però di arricchirlo con le alte stoffe, con galloni, soprattutto con dei nastri che vennero inseriti negli anni 20. Allora, i velluti in setta avevano in passato delle cimose, che erano delle righe di tessitura fatte, cioè una cimosa, praticamente il velluto era una cimosa di setta, con delle righe, per esempio, righe gialle e rosse. Queste cimose Abiti venivano utilizzate per profilare varie parti del vestiario, ma essendo praticamente molto bassa il tipo di stoffe, le stoffe antiche, queste cimose non se ne aveva in grandi quantità, al che un negoziante bitese, uno di questi, di cui parlavo prima, di questi empori, che Abiti è rimasto nella memoria popolare perché si dice che fosse quello più raffinato, che portava le stoffe più raffinate, e vedo qui una vicina di casa, il negozio era quello di Fiupi Pinedo de Grassasanna, ed era la persona più raffinata, si dice, da questo punto di vista, e lui fece rifare anche una stoffa che riproduceva queste cimose, e infatti dagli anni 20 presero piede. Se mi rimettete la prima foto iniziale, vi spiego di cosa sto parlando. Prese piede l'uso di queste stoffe. Vedete queste righe verdi che ci sono nella gonna? Una verde, una rossa, qui nuovamente una verde. Le verdi in vitese si chiamano zingos. Zorzingos altro non era se non una di queste stoffe rifatta da questo Fiupi che imitava le stoffe cioè le cimose dei velluti antichi. Questa stoffa veniva tagliata a strisce, poi naturalmente rifinita con il punto che serve, diciamo, a rifinire tutto l'abito di Pitti. L'abito di Pitti non è solo una cozzaglia di stoffe, ma sulle stoffe, sulle rifiniture, sulle cuciture
ci sono numerosissimi ricami. Per esempio nel terziopelo vedete dei trattini colorati, quelli si chiamano sasa verdas, e quello è un ricamo. Tutte le giunture, peccato che non si veda perché si ingrandisce e si sgrana, tutte le giunture venivano collegate con un ricamo che veniva chiamato punturizzu. Il punturizzu è un cordoncino che è fatto con dei fili di seta fatti col punto inglese, quindi una sorta di ricamo in rilievo, e tutto il costume in tutte le sue parti esterne ed interne è ricamato in questa maniera. In un abito bitese ci sono oltre 120 metri di questo ricamo. Considerate che in un giorno di questo ricamo se ne possono fare non più di 30 centimetri. Quindi immaginate quanto tempo era necessario per un abito da sposa. In genere normalmente il tempo richiesto era almeno di un anno. Chi si doveva sposare doveva richiedere l'abito da sposa almeno un anno, se non un anno e mezzo prima, per avere il tempo da dare a San Mastras di eseguirlo. Altre particolarità, quindi insomma c'è nel libro che cercate di parlare di altro, però il tempo insomma stringe, potrei parlare all'infinito, però più che altro ho voluto solo sottolineare questo fatto delle varie tipologie e soprattutto delle classi, che era ciò che in quel periodo ha caratterizzato tutti, cioè la divisione sociale che la legge delle chiudelle, anziché cercare di equiparare, invece ha contribuito ad esasperare. Adesso vi parlo anche dell'abito maschile, sì, se me lo manda avanti. Allora, anche gli uomini bitesi tenevano tantissimo al modo di vestire, all'eleganza. Durante i giorni della tosatura delle pecore, le donne, una delle attività principali che facevano era quella di raccogliere i peli, diciamo, del vello delle pecore più lunghi, che servivano per fare il filato più sottile, normalmente utilizzato sia per la struttura della gonna ma soprattutto per l'abito maschile. Questo veniva chiamato uresiena. Sena non è altro se non la parte dei peli più lunghi del vello della pecora, che quindi, cioè essendo più lunghi, davano la possibilità di filare in maniera più sottile il filato, e quindi la tessitura, cioè l'orbace, veniva il risultato era di una stoffa più sottile, diciamo. Facevano anche altre tipologie di stoffe di orbace, cioè esistevano per esempio uresi misturo, uresi bastardo, che erano tipologie di orbace più spesso, però per l'abito di gala veniva utilizzato uresiena. L'abito di biti è caratterizzato, l'abito maschile è caratterizzato da qualcosa che normalmente viene riconosciuta ad occhio anche quando col gruppo folk passiamo magari nelle varie sfilate, il gonnellino di biti. Questa è una caratteristica che tutti notano e che probabilmente invece i bitesi non notano più, perché io ormai vedo bitesi che non tengono più alla conservazione del gonnellino come si faceva in passato. Allora il gonnellino, per avere questa forma a campanellata, come si diceva, cioè a forma di campana, veniva rinforzato internamente con una fascia di orbace ripiegata almeno su 3-4 volte e impunturata, poi applicata dall'interno per dare questa sporgenza finale e per dare questa forma a campana. Le donne avevano molta cura nella conservazione del gonnellino. Il gonnellino veniva conservato una cambera dentro l'altra, cioè una gamba dentro l'altra, girata a rovescio, dopodiché si metteva un'isporta, una curvula rovesciata, e il gonnellino veniva inserito, indossato praticamente a questa curvula rovesciata per tenere sempre la forma rotonda. Adesso invece voi potete notare che alcuni addirittura li conservano magari schiacciati, quindi il gonnellino non ha più questa forma ma risulta schiacciato a qualità. Ho fatto una critica poco fa a qualcuno che ho visto vestito in questa maniera e quindi insomma credo che immaginate cosa sto dicendo. Dove sei? Praticamente poi il cortecchio invece in vitese viene chiamato solo patto, è un giustaccuore aderente al busto, con una struttura in panno rosso, della quale viene lasciata intravedere la parte posteriore e poi rivestito anteriormente con del velluto in seta e posteriormente con lo stesso velluto sia nelle scollature della parte posteriore del collo che delle maniche. L'incrocio di queste fasce posteriormente, se lo fa vedere c'è anche la foto posteriore, no ancora,
vedete l'incrocio delle fasce, da questa figura che alcuni dicono una M, invece le persone anziane nella Raiana si spicca perché cioè è una sorta di spiga stilizzata, la punta della spiga con le due punte aperte normalmente, perché aveva un valore apotropaico questo, cioè di buon augurio, e diciamo il valore apotropaico si dava un po' a tutto, alle punte, a tutte le parti, diciamo anche addirittura al numero delle impunture che si utilizzavano. Tutto aveva valore apotropaico. In passato si credeva tantissimo al malocchio, quindi ogni cosa praticamente veniva vista anche sotto quell'ottica lì. E quindi anche questo disegno del nostro corpetto viene chiamato così spicca, proprio come segno benaugurante. Dopodiché sul corpetto, che nella parte anteriore della scollatura viene sempre rifinito con quelle linee fatte con quel ricamo che è presente nell'abito femminile, solo che in quello femminile è dato da colori diciamo alternati in sequenza. In quello maschile in genere è sempre della stessa tonalità, vedete tutte quelle righe che poi fanno la forma del colletto, che si chiama giacollarina, ed erano in genere, potevano variare a seconda della classe o del gusto di chi lo doveva indossare. Un'altra caratteristica sono diciamo, le camicie molto elaborate. Qui vedete un abito, diciamo, questo era un abito da matrimonio, e anche la camicia indossata da questo manichino è una camicia che venne cucita da una fidanzata per il suo fidanzato, ed era poi la camicia che veniva utilizzata per il matrimonio, molto elaborata, ci sono delle parti particolarmente ricamate, e la cosa più evidente che possiamo notare nelle camicie è il zucchoro. Zucchoro non è altro se non una ricciatura che serve a ridurre l'ampiezza della tela sia delle maniche che del colletto, e sulle trame di questa ricciatura venivano intessuti dei disegni geometrici fatti con il filo nero, che voi potrete intravedere lo stesso nella foto. Il corpetto normalmente viene indossato con una parte anteriore ripiegata su se stessa per lasciare intravedere questa rifinitura interna che viene chiamata misupettorra. Lì normalmente venivano stentate le stesse stoffe che si utilizzavano nel vestiario femminile, ma era giusto un pezzettino tanto per dare diciamo, il vezzo al marito, al fidanzato, chi per lui. Su questo corpetto veniva indossato poi un cappottino che noi in Vitese chiamiamo gappotto, molti lo chiamano gabbano, però su gabbano a Viti era quello che utilizzavano per andare in campagna ed era quello più lungo col cappuccio. Quello del costume veniva chiamato giugappotto ed è in orbace nero con delle rifiniture nella parte anteriore del petto in velluto nero, tutte impunturate, e le stesse rifiniture si trovano sul polso, sempre in velluto, in genere a velluto in setta, sempre impunturate in tutta l'altezza. Il cappotto presenta nella parte posteriore un cappuccio, un sukukutsu, che normalmente veniva indossato sia per il freddo e poi anche da molte persone veniva indossato in situazioni di lutto, soprattutto i vedovi lo portavano sempre indossato sul capo, non lo toglievano mai per tanti anni. Sul capo si porta saperita come in tutti gli altri paesi, insomma, e quindi diciamo che è una tipologia molto simile, perché gli abiti maschili in genere sono molto sobri, però come figura penso che sia uno tra gli abiti più eleganti che ci siano. Non vorrei peccare di presunzione e di campanilismo, però insomma credo che sia evidente.
Bene, ci avviamo alla conclusione. Prima mi sono dimenticato, perché quando si fanno i saluti spesso magari ci si dimentica, di ringraziare la cooperativa Istelai che ha organizzato l'evento, che è sempre partecipe, pronta ad organizzare tutti gli eventi culturali, a gestire tutti i nostri siti, quindi grazie a voi. Volevo adesso invitare il pubblico magari a fare qualche domanda, se qualcuno fosse interessato a farla, però prima volevo fare una domanda, una provocazione a Angelo Cano, che ha fatto un bellissimo discorso di stampo antropologico. Io gli chiedo questo, siccome sono domande che mi pongo e ci poniamo anche noi, tra cantoria tenore, tra appassionati magari di questo tipo di tradizioni, di tradizioni popolari, ma fino a quando l'innovazione può essere ammessa in una tradizione popolare? Cioè, mi spiego meglio, nel momento in cui attraverso una ricerca storica si dà atto del fatto che l'evoluzione poi a un certo punto termina perché cambiano i tempi, mi chiedo che senso abbia innovare un qualcosa che si è cristallizzato in quel modo. Cioè, molto spesso quando qui interviene Bacchiretto Bambino ci dice: che senso ha oggi cantare a tenore? Che senso ha indossare l'abito? E sa cavalcata, i tesensuate. Bene, lui dice: state indossando gli abiti di scena, state facendo teatro. E quindi la mia domanda è: se noi dobbiamo indossare gli abiti di scena, bene fa Antonello a richiamare le fogge corrette di quel teatro. Cioè, che senso ha oggi, nel 2025, apportare una modifica al nostro costume, posto che è il frutto già di un'evoluzione, di una sensibilità che ha raggiunto la sua maturità? Io vedo un pericolo in questo, cioè che ognuno di noi oggi, essendo poco, diciamo così, avendo approfondito poco la materia, abbia, come dire, la presunzione in buona fede, magari, parlo di buona fede, di apportare sue personalizzazioni. Quindi mi chiedo se questo non possa poi snaturare questa tradizione che c'è stata tramandata, seppur con delle evoluzioni, ma delle evoluzioni contestualizzate in quel periodo storico. Cioè, oggi che senso ha avere un nuovo costume di vita? Ce l'abbiamo già, non ha più senso. Noi lo indossiamo, sa prate soli, sa cavalcate sul Redentore. A chi mus teatro, dai. Poi ci sarà qualche eccezione, aspetta Antonio, termino. Poi magari ci sarà qualche eccezione sicuramente che lo indosserà con lo stesso spirito, magari. Però oggi c'è uno spirito folcloristico, quindi secondo me bisogna stare attenti alla ripetizione, che la ripetizione anch'essa ha un valore oggi, non prima. E quindi ecco, ti faccio questa domanda per verificare quale sia la tua risposta da studioso, dal punto di vista antropologico. Ok, grazie. Ma probabilmente la do io su conto este che io non chi pensa pada stiamo facendo che istire però è tutto un concetto meta su un anno, no? Dai padre è capitato allega si dico in favore o contro su fatto che i sospizzino so teniano la salvirizzina quando poniano il costume, così non si vede in favore o contrario del su fatto che teniano uno piercing o comunque un tatuaggio. Io non mi la capisco rispondere se sia giusto o sbagliato questa cosa,
che non può ottenere una scala di valore se narrare se una cosa è giusta o se non è. Oppure chieso io pro narrare che un pizzino potata ponnere su piercing o un tatuaggio che su costume. Tanto se tenete su un tatuaggio non vi potete sponnere su costume. E che mantessi in conto del suo costume. Non lui lo io come una cosa musealizzata, che è una cosa via. E sente, este su mantessi conto di questa lingua sarda, se vi pensiamo sempre che la lingua sarda sia già è domo, già che abbiamo inteso un domo, ma grazie a Dio questa lingua sarda è via, mutata, e Dio guarda si non vi ha da mutare. E non dice stesso costume sardo, no? Mutata nel tempo e mutata pinza su senso, quando è apponato in parte su che apponato io, mutata che sono le persone chi mutano, mutata che da no che chi manta 60 anni, magari non è espruso questo tipo di stoffa, questo tipo di velluto. E da chi moso, tanto su chi lo tenia, lo mantenne negai e poi esatto resta tutto perdito e si perde questa funzione chi muta da chi su tempo. È il vero che batta una funzione folclorizzata dessa di suo costume, però è senza il vero che è uno simbolo di cultura. Tu è mutato su costume in questo tempo su dare un stile vero e proprio a un simbolo di identità. Il costume magari si mantessi ma è scambiata la funzione. A entrare in su conto del giusto, del sbagliato, in antropologia si nota che non vi deve essere una scala del valore, e quindi la risposta a me deve essere fussa Zoidendea una cosa che Leonardo, sicuramente Zoidendea in europea per ma può narrare una cosa che tutto il travaglio che siamo facendo in unione dei suoi comuni este che un po' così l'ha inventata questa funzione è stata inventata perché vimos io e Giorgio come ho parlato solo ma la stata sagora però vimos ufficio cultura e sì per queste cose la stiamo mandando adelante è stato proprio un intuito suo ti torno grazie se no che pubblicamente che secondo me deve essere questo tessuto lineare tu hai detto ma non sai curta no io non metta interessante questo costume il suo immaginario collettivo queste cose sono tornare sotto il notte po' tanta gente invece oggi abbiamo scoperto che gai non è Antonello l'ha spiegato bene pure Angelo cioè il suo costume è nato adattandosi al suo tempo ecco quindi casora devi stabilire a quale connoto torniamo cioè a suo connoto di oggi l'assessore insomma firmamos come e quindi il costume diventa su connoto di oggi oppure richiamo l'evoluzione che è stata è chiaro che come poi questa evoluzione è andata a essere rallentata cioè posso fatto che questa novità che l'hanno modificato oggi non bisogna più questo spanno, questo nastro eccetera eccetera non sono una novità che come editano e quindi attiraiata continua a portarlo avanti come è stato standardizzato in questa maniera quindi non c'è la necessità di continuare a trasformare ormai c'è più di questo che non è sì ma è una decisione che dobbiamo spiegare questa generazione vivente narrata no la generazione vivente del sudamista Vitechimbe decide che lo costume è il firmo non lo potremo decidere, come non l'ha deciso mai nessuno, non lo potremo decidere manco voi, noi. Cose che magari aveva più senso quando era in uso
era in uso, insomma, quindi quando l'abito era ancora in uso aveva senso la trasformazione e l'arricchimento. Adesso che non è più in uso, quindi praticamente dovrebbe, secondo me, rimanere forse nelle forme alle quali si è arrivati, ecco, non continuare ad arricchire, a trasformare, capito? Come hanno fatto quando loro lo utilizzavano. Sì, no, c'è di proprio un paragone che è nata la situazione. Per esempio in Venezia, tu estasi in un mesi estini di una tornano con notte. Ecco, tornano con notte, questo sarà una datatura. Come per esempio a certo all'Occolo, Firenze o così via, che questo pure Però vedi che anche loro seguono la linea di quel periodo, quindi anche noi hanno una datatura. abbiamo appunto una linea di Ecco. questo periodo e quindi quella sarà praticamente secoli. Ma sa domanda a me è scusa proprio, lo costume è una messa in scena? Oppure come in questo Noi caso? sì non la dimos come se messi in Aspetta un pacco, in Venezia e in Firenze, eccetera, eccetera, sono messe in scena. Sì, ma noi non la dimos come se messi in scena. A noi siamo, da noi stanno studiando, loro mi chiamano scala E stai questo che gli arrivare. E stai questo che gli arrivare. Siccome il costume nesardo non è assimilabile a una messa in scena, certo che magari non si usa pure sulla cerimonia che si usa prima, si usa a manco, a si sposò, eccetera, eccetera. Quelli da no estendente maschera, nende travestimento. Ecco lui che credo. Cioè, è come che tu sia indossando qualcosa che ti sta partendo, che magari ha inteso sempre numerare, ha sconosciuto da esormando, però non sei se stili di maschera, Ecco, questo è su cui quería arrivare io. Io una cosa, io non sono d'accordo sul fatto che tu è nera sa chi oie su costume non è prusinoso. Casi non siete stato prusinoso, non divina stato sì esistito il voi, è scambiata l'attenzione. Eia ha subato perfetto, è strano, però torna a narrare, è scambiata la funzione, è scambiato sul momento che tu è lupone. Perfetto, ma però questa è espressione di una cultura e in qualche maniera questa cultura stiamo cercando di la mandare a te, sì. Però non sono d'accordo con questo manco che sul fatto che su Carrasecare in Venezia o tornare il calcio fiorentino che esiste in una determinata parlo di Siena, in questa espressione di una cultura che si ha che te infussa io maniera. immagino che chi indossa quegli abiti da televisione non lo veda come una maschera, lo veda come un ritorno. Ma sono d'accordo, io non è proprio questo. Questa è parte di questa cultura, è perché cosa di vivo, non è morta questa cosa, la sono opitante, non è una messa in scena, questa è parte di questa cultura sola. Sa di si pone in questa maniera, inizia si no che tornare, quando si poi a Iena, si ponevano un tipo di costume, ma non tutti tipi si ponevano a Catalina. Perfetto. E si poneva proprio via. Ma un'altra cosa che ti voglio aggiungere, poi ti do una parola, no? Cioè, pone pro assurdo chi le non che ha cantato, chi in pratica non vanno a essere esclusi da gli scarpa che si pone come si costume, ma vanno a essere da sneakers. E da chi non mandiamo su scuffo, se bene da cantare. Scusate se allungo la serata, ma io devo rispondere. Provo, non mi ne può stare. Mesca a Bustianillo. Bustiano. Bustianillo magari non è esistito. E hai indovina si sardo che è sul registro mezzo per poter spiegare questa cosa. Chi penso io naturalmente non ho la pretesa che tutto la pensa in capi, di mancare. Sa di manna chi vuol fare questo, ma poi ti su quello che in scuola oggi è cantando in costume. A dite, ti bisogna di cantare in costume. Non ne dove si può cantare in argone. Io quando ho cantato noi, poi mi penso a berrita. A dite sì, noi che mi si sa che di pruso se mi penso a berrita. Mi penso su costume che è un abito di scena. Secondo me è un abito di scena. Ed è un misto tra abito di scena e sentimento culturale.
ma una componente di abito di scena oggi veste e tanno i tesensuata a modificare los hábitos, los arvestes de cusa si scena, non de sa si scena de oggi, che la si scena che noi rappresentiamo su costume sono sardetanno, non sarde oggi, che oggi su costume non lo estimo, noi si può andare a messare, a parte che non si messa più, può andare a fare qualsiasi altra cosa, che prima stai in costume, si che per andare sul letto si stiamo su costume, si che colocai a sul letto, quasi in costume, che stanno in cuccardi, in camicia notte, poi si arrivano, che gli occhi rabustiani e due stonati, e viene Angelo che gli risponde in notte. Oggi sto amico è 20 kg, e spesso, mescasa, si arrivano questa innovazione, este, un parafulmine pro chi imbagliata, o chi è pensata di innovare egoisticamente. E tanno bustiani io ti ho costato in mano. Quando tu in VCTV è un veicolo importante di cultura, tu hai una responsabilità enorme. Quando tu ti inventa questa parola pate e dossa, ti sei innovando o te lo sei inventando. E tanno cosa, questa evoluzione o questo invento? Prima domanda, prossa limba. Su canta tenore, se invece si canta bimbarà, bimbambù, e oggi è crasa, arrivo io e namo, si canta, io mi invento e namo, bembere, cosa i teste? Un'innovazione a questa tradizione o me lo so inventando? E isa este, se isa este de somine schisuresi niedru, da echento che imbantanno, e oggi Antonello narra, beh, a me mi piace su viola, e l'acqua di viola, l'accettiamo questa innovazione o no? Beh, mi pare esagerato a fare che scusto, magari su 1920 vi sa sarta che ha la sensibilità del suo colore, cromatica, a narrare, beh, forse su viola sa adegua a mezzo, ma oggi è sensuata, secondo me non ha senso. Ecco, questa è la posizione mia, che potete essere un po' conservatrice, però io lo so. Alla proposito, una cosa, secondo te Noemi non è che vuoi dire qualcosa, ti tiro in ballo così, vuoi dire qualcosa? Ti presenti? Ti presenti? Ma... Buonasera a tutti, mi presento, sono Noemi Todda, io non c'entro praticamente nulla con questa zona, sono sarrabese e ho portato avanti degli studi per la mia comunità. Mio papà è di Villa Puccio e mia mamma è di Muravera e mi concentro principalmente sulla ricerca del costume di Muravera perché ho un legame affettivo con i miei nonni che sfilavano negli anni del folk revival, quello bello croccante. E sul Sarrabus perché comunque la sua regione storica è questa. Quello che vorrei aggiungere è che semplicemente noi dobbiamo sempre prendere in considerazione il contesto. Oggi vedo questa bella signora qui di fronte a noi e semplicemente mi rendo conto che è un'evoluzione di quello che abbiamo visto prima, semplicemente un continuum. Soltanto che ovviamente oggi magari è completamente diverso, cioè anch'io indosso una gonna molto simile a quella della signora, eppure, insomma, sono nata nel 93. Semplicemente credo che si debba badare moltissimo al contesto, così anche per il cantatenore. Certo, fa scena vedere i costumi, molta. Credo che sia più una questione anche identitaria. In un mondo globalizzato come quello di oggi, dove viviamo continuamente bombardati anche, in questo caso, dei tessuti dalla fast fashion, quindi questa moda frivola, veloce, queste stoffe pessime, queste rifiniture orribili sugli abiti, magari stiamo un po' cercando noi stessi, che è anche quello che succede a me, una riflessione. E quando cerco anche nel mio abbigliamento quotidiano, cerco di riavvicinarmi un po' alle mie radici, un po' alla mia terra. E quando mi capita appunto di fare ricerche sul costume, di Muravera in particolare, ma insomma ho avuto l'occasione di conoscere tante altre comunità, perché poi si crea una rete, insomma quando ci siamo conosciuti l'anno scorso con Antonella esattamente,
Quindi ci si rende conto che effettivamente tutti un po' forse siamo alla ricerca di noi stessi, di chi siamo in realtà. E magari chi lo fa col canto, chi lo fa col costume, siamo tutti un po' lì, a capire un po' chi siamo, cosa ci facciamo nel mondo e cosa vogliamo rappresentare. Si fa caricare la domanda. Come adesso viene raggiunto il massimo, che deve restare così. Il costume è un'espressione sia delle nostre tradizioni, veramente radicate nel cuore, che le nostre mamme con tanta fatica hanno insegnato queste tradizioni, ed è un peccato mandarle così. Io vedo il massimo dell'eleganza, della bellezza, anche della donna, che la valorizza, perché che viene valorizzato. Le processioni senza il costume non hanno valore, sono gaimatissime. Invece il costume abbellisce, perché dà colore, dà allegria, non lo so. Poi lui a Torello è l'artista, è la perfezione. Bisognerebbe dare la laurea d'onore. Sta dando la vita per questo tradizione e bisogna davvero ammirarlo, perché non esiste un altro come lui, è unico, bisognerebbe inventarlo. La verità. Voleva fare il dottore, ma ha fatto bene che ha fatto qua. Non ce n'è un altro, che così questo è grande. E il lavoro poi che c'è dietro le quinte, gli occhi, le spalle, tutto il corpo partecipa a questo capolavoro. A un uomo quando ero giovane, un cinquantina d'anni fa, ed era in costume la sposa e tutte erano in costume, ma era una cosa, uno spettacolo. Sissilla si chiamava, che poi è morta molto giovane, anche un padre. E io mi ricordo bambina piccola, 8-9 anni, però ero lì in questa festa e mi è rimasta sempre impresso nel cuore. Va bene? Siamo Buonasera a tutti, credo che sia arrivata alla conclusione della serata. Ovviamente sono l'evoluzione del costume, la versione 2.0. Ringrazio tutti i convenuti per aver partecipato a questo incontro, spero sia stato gradito e rinnovo i saluti e grazie di nuovo. No, ancora ascolta tanto ya non si vede. Destinato. Bene, che in questa ultima videata il BFTV vi saluta di questo bel evento, complimenti al relatore, veramente bravo. Hemos compreso e nos hanno spiegato tante cose importanti che tanto las ischiamo e tanto non, e quindi come abbiamo arricchito il bagaglio culturale su di questo argomento.
questo è vizi che funzionano, vizi che a che eventos, vizi che crescono in cultura. Adios e a me vedere a tutto.